Buonasera, benvenuti. Questa sera l'Ateneo Veneto apre uno dei cicli accademici, diciamo, più significativi della sua attività, quello dedicato alla musica e alla filosofia. È un percorso che cominciamo stasera e che, grazie all'apporto di molte persone, che adesso cercherò di ringraziare, vi permetterà di passare attraverso argomenti di grande interesse nel corso delle prossime settimane, nel corso dei prossimi mesi. Come voi sapete, l'Ateneo Veneto è un ente non ha scopo di lucro, non ha quindi fondi da poter destinare iniziative e attività a fare, diciamo, operare una programmazione su larga scala, e questo purtroppo è una nostra debolezza strutturale, però nonostante questo riusciamo a essere la seconda istituzione culturale veneziana per numero di attività. Noi facciamo circa 300 attività all'anno, a volte 2 in contemporanea come stasera, spesso attività di vario tipo, di vario genere, che richiamano qualcosa come 20.000 persone nell'arco di un anno. Quindi siamo contenti di questo. Ma siccome le idee e le iniziative viaggiano sulle gambe delle persone, noi dobbiamo ringraziare chi in realtà fa queste cose, le porta avanti, i soci, le persone, gli appassionati che molto spesso con grande difficoltà riescono a produrre risultati come quello appunto di stasera di grande qualità, impegnandosi moltissimo. Ecco allora che quindi questa sera noi avviamo questo ciclo che si chiama Prismi, e sono sicuro vi spiegheranno perché fra poco si chiama Prismi, un ciclo che che vede coinvolte, come tante cose, come tutte le cose complesse, molte persone. Il gruppo Zero, Ca' Foscari, il conservatorio, ma soprattutto l'Accademia di Filosofia della Musica. E lo si deve, diciamo, a un bravo presidente, Giovanni Agliata, che qui è presente, sta facendo finta di non sentire, però gli sto facendo dei complimenti diretti, e dietro è una grande direttrice, Letizia Michelon, ai quali io voglio dare il mio massimo ringraziamento. Letizia Michelon è una bravissima direttrice che fa molte cose e continuerà a farle, però siccome dietro una grande direttrice c'è sempre un grande presidente, c'è anche un presidente, Giovanni Agliata, che merita il suo voto. L'Ateneo Veneto, diciamo, è molto prodigo di sostegno morale e meno prodigo di sostegno materiale, no? Questo ça va sans dire. Però questa sera io voglio dare una testimonianza al presidente e alla direttrice del corso, una piccola testimonianza, è la medaglia dell'Ateneo, per dirvi grazie, per dirvi siamo molto fieri e onorati di avervi fra di noi e di sapervi così impegnati. Questa medaglia di oro Zecchine vale 80.000 euro ciascuno, per cui potrete rivenderla e dedicarla ai corsi. Finirei questo mio breve intervento con un applauso collettivo e consegno la medaglia del maestro Aricò al presidente Agliata e alla direttrice Letizia. Allora grazie moltissimo Presidente Scarante, grazie al nostro Giovanni Agliata che sempre sostiene le nostre iniziative, grazie all'Istituto all'Ateneo che ci ospita e riprende questo ciclo di musica e filosofia che abbiamo iniziato alcuni anni fa, iniziando appunto con dei convegni, poi delle conferenze concerto, e sono molto felice che sia stata data ancora fiducia a queste iniziative che, lo ricordo, coinvolgeranno importantissimi relatori e giovani musicisti. Abbiamo voluto proprio abbinare una delle caratteristiche di questo ciclo. Ma oggi ci tengo in modo particolare a ringraziare i ragazzi del laboratorio di filosofia che si chiama Zero. Loro stessi vi spiegheranno perché, come sono nati, sono formati a Ca' Foscari, e il nostro obiettivo è quello di portare sempre più giovani qui in questa meravigliosa sala, sempre più cultura e sempre più sinergia di forze tra l'università, tra i conservatori, tra le accademie, proprio fare in modo che la forza trainante della nostra città, quella giovane, quella creativa, riempia sempre di più le sale. Per questo che ringrazio in modo particolare il Presidente Scarante perché ci ha creduto, e ringrazio l'instancabile Giovanni Agliata e tutto il suo team che voi vedete, tutta la parte grafica è stata curata proprio dal team di Giovanni, con una cura straordinaria, una
veramente una perizia e una fantasia di cui siamo molto grati. Bene, ringrazio naturalmente anche il nostro Pietro Silvestri. Basta questa parola, secondo me è il migliore giovane violoncellista che abbiamo a Venezia, sono onorata che sia con noi oggi. Lui dice di no, però lo sentirete e si presenterà da solo. Grazie mille e buon ascolto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Valentino Penasa e Io sono Fabio De Martin Paolo. Facciamo parte dell'Associazione Culturale Zero, Laboratorio di Filosofia, che ringrazia moltissimo Letizia e l'Ateneo per l'organizzazione di questo evento, al quale il nostro presidente purtroppo non può partecipare in quanto è impegnato in un altro evento in questo momento, però ringrazia anche lui e nei prossimi eventi probabilmente ci sarà, magari riuscirà ad arrivare anche dopo. Faccio due parole velocissime sull'associazione. Noi siamo un'associazione di ragazzi universitari che nasce dall'esigenza di creare uno spazio comune di dibattito e di discussione nel quale noi possiamo approfondire, diciamo, i temi che ci interessano, dibattere e arricchirci sostanzialmente, quindi è uno spazio, è qualcosa che noi vogliamo portare avanti per dare l'opportunità a tutti di prendere parola, di interessarsi, di approfondire i propri interessi, e questa ci sembra essere un'occasione bellissima per esprimere quelli che sono i nostri interessi, i nostri valori e per metterci anche in gioco, quindi ringrazio ulteriormente per l'organizzazione. Oggi parleremo, come si vede dal titolo della presentazione, dell'arte del paradosso. Abbiamo preso un libro molto famoso, premio Pulitzer del 1980 di Douglas Hofstadter, Gödel e Scherbak. È un libro parecchio complicato che ci è costato un bel lavoro di sintesi per cercare di entrare nei tempi che sono stati richiesti, e parleremo inizialmente un po' di matematica, lavoreremo poi sulle teorie della mente che vengono esposte in questo libro, e infine faremo delle considerazioni relative all'arte e alla musica, quindi spero che possa essere interessante. Se ci sono dubbi o questioni, se non siamo chiari nell'esporre qualche concetto, vi prego di fermarci e chiedere ulteriori lucidazioni. Grazie mille. Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Io coprirò la prima parte dell'esposizione e coprirò quella parte che l'autore del testo che noi andremo a recensire dedica ai sistemi formali. Più precisamente inizieremo guardando un sistema molto astratto, il Mu System, come vedete dal primo punto, fino a giungere alla logica proposizionale, ma molto velocemente. E giungeremo al sistema più concreto che Hofstadter analizza nel suo libro, che lui chiama aritmetica tipografica, fino a giungere al primo teorema di incompletezza, che è quello formulato nel 1931 da Kurt Gödel, il grande logico austriaco. Innanzitutto, quando noi parliamo di che cos'è un sistema formale, dobbiamo chiederci quali elementi compongono un sistema formale. Innanzitutto, noi abbiamo stringhe, regole, teoremi e assiomi. Prima di procedere con la definizione di questi elementi, è bene ricordare che un sistema formale è composto di un alfabeto di elementi. Dunque, come nel nostro caso, se consideriamo l'esempio di Hofstadter, che ci parla di un sistema chiamato Mu, abbiamo solamente 3 lettere, la M, la I e la U, che andranno a comporre le nostre stringhe di questo sistema formale. Come si compongono le stringhe? Si compongono mediante regole di formazione o di composizione ben precise e che vengono date prima del lavoro. Alla fine l'applicazione delle regole alle lettere del nostro sistema condurrà ad avere delle ulteriori stringhe di simboli che noi chiameremo in questo contesto teoremi. Quindi i risultati dell'applicazione delle regole alle stringhe di simboli sono i nostri teoremi. Le stringhe di simboli da cui noi partiamo, le nostre dimostrazioni, o come le chiama Hofstadter, le deduzioni, cioè partono sempre dagli assiomi, ovvero dalle stringhe di partenza, che non sono stringhe a cui noi arriviamo mediante l'applicazione di alcune regole, bensì sono stringhe che noi possediamo già dall'inizio.
vediamo più da vicino come il sistema Mu può comportarsi effettivamente mediante alcune delle regole e seguendo l'esempio sempre di Hofstadter. Allora, Hofstadter ci dice: consideriamo il nostro sistema Mu composto di un unico assioma, dunque di un'unica stringa di partenza, che è la stringa composta delle lettere M e D. Queste sono le 4 regole che lui ci dà. Avevo precedentemente detto che le uniche lettere che compongono il nostro sistema sono la M, la I e la U, e dunque se noi guardiamo la seconda regola e vediamo che abbiamo delle X all'interno della collezione, quindi abbiamo una M con una X, noi dobbiamo intendere quelle X semplicemente come dei segni apposti, cioè qualsiasi lettera che sia posta qui tra quelle che abbiamo all'interno del nostro sistema, quindi la M di nuovo, la I o la U, può essere ripetuta un'ulteriore volta, qualsiasi di quelle lettere. Le deduzioni di cui vi parlavo prima per giungere da una stringa iniziale a quello che vogliamo noi dimostrare, al teorema a cui vogliamo arrivare, dunque la parte finale, con l'applicazione delle regole potete vederlo qui. Dove ho scritto desiderata è la stringa che noi vogliamo dimostrare, cioè dunque la stringa di simboli a cui noi vogliamo pervenire partendo dall'unica stringa di partenza che abbiamo, ovvero il nostro assioma. Il punto 1 appunto noi scriviamo mi, dove applichiamo l'assioma. E qui vediamo che scriviamo assioma. Da questo punto applichiamo la seconda regola, che ci dice che se noi abbiamo una M con un'altra lettera qualsiasi del nostro sistema vicino, allora possiamo includere sempre la stessa lettera accanto nella stessa collezione. E qui infatti lo vediamo. Avevamo una M con una I e quindi noi applichiamo M, I, I. Riguardiamo la stringa che abbiamo ottenuto e vediamo quale delle regole possiamo applicare per giungere al nostro desiderata. Applichiamo nuovamente la regola 2 e quindi ripetiamo nuovamente che da una X ne aggiungiamo un'altra, in questo caso abbiamo I e quindi aggiungiamo nuovamente 2I. Dalla terza stringa, con l'applicazione della prima regola che recita: se si possiede una stringa che termina con una I, si può aggiungere, senza eliminare niente, una U alla fine. Quindi prendiamo la nostra stringa composta da una M e 4I e aggiungiamo una U alla fine. Abbiamo una quarta stringa e vediamo quale delle nostre regole possiamo applicare ora. La regola 3 ci dice: se in una delle stringhe della collezione ci sono 3 I, si può costruire una nuova stringa mettendo una U al posto di quelle 3 I. Quindi noi applichiamo alla stringa numero 4 questa regola e giungiamo a M, U, I, U. E quindi giungiamo a dimostrare, a partire dall'assioma della stringa di partenza, un teorema del sistema, dunque qualcosa che noi stavamo cercando mediante le sole regole che il sistema ci fornisce e le sole lettere iniziali che abbiamo. Come stabiliamo quando una determinata stringa di simboli è un teorema? L'autore del testo ci pone una regola piuttosto ovvia e ci dice: procedere nella deduzione finché la stringa desiderata non viene prodotta. Quando ciò avviene si sa che essa è un teorema. Se ciò non avviene mai, vuol dire che la stringa in questione non è un teorema. Ora, se noi consideriamo l'esempio che vi ho appena fatto del sistema Mu, con le 4 regole di composizione e l'assioma iniziale, è possibile che il nostro sistema produca la stringa composta dalle sole lettere M ed U? Cioè, esiste una deduzione che in un numero finito di passi, dal momento che noi non possiamo andare all'infinito, a partire dall'assioma Mi, quindi dalla stringa di partenza, e mediante l'applicazione delle regole da 1 a 4 produca la stringa MU? Oppure un altro modo di chiedersi sempre la stessa cosa è: la stringa MU è un teorema del sistema stando al criterio di teorematicità? Questo è l'esempio che Hofstadter ci fornisce in uno dei primi capitoli del suo testo riguardanti i sistemi formali. Il passo successivo sarà considerare un sistema un po' più concreto, cioè un sistema che non è composto esclusivamente di 3 lettere, bensì è composto di atomi, di altre lettere, che in questo caso noi saranno la P, la Q e la R, che vanno a identificare quelle che noi potremmo chiamare le proposizioni in astratto, cioè proposizioni che non hanno un contenuto ben definito, ma sono considerate semplicemente in astratto. E ne abbiamo un'infinita riserva, dal momento che possiamo inserirci anche gli indici P', Q', R' e così via. Oltre a queste lettere aggiungiamo una cosa che non avevamo precedente nel MuSystem, i cosiddetti connettivi proposizionali. I connettivi proposizionali vanno a regolare quelle che sono delle particelle fondamentali nei nostri discorsi quotidiani. Ad esempio, questa stringhetta con la gambetta identifica la negazione, per cui noi leggeremo questa stringhetta, quella striscetta con la P, non P. La freccetta, che è l'implicazione logica, la leggeremo se P, allora Q. La piramide senza base è la congiunzione logica e la chiameremo P e Q, mentre la V maiuscola è
P o Q, la disgiunzione logica, e sarà appunto P oppure Q. Come precedentemente nel MuSystem, anche per la logica proposizionale, anzi a maggior ragione per la logica proposizionale, avremo delle regole di composizione ben precise che ci dicono come formulare frasi sempre più complesse, enunciati sempre più complessi all'interno del nostro sistema. Come vedete, io in una delle regole di composizione vi ho scritto: se x e y sono due stringhe ben formate del sistema, allora la negazione di x, l'implicazione logica tra x e y, la congiunzione e la disgiunzione tra x e y sono anche stringhe ben formate. Come vedete, qui io sto utilizzando sempre le x e le y, anziché le lettere che appartengono effettivamente al nostro sistema, perché quelle x e quelle y sono da considerarsi effettivamente solamente come dei posti, cioè devono essere riempite dalle lettere effettive del nostro sistema, che saranno combinate tra loro mediante i connettivi e le regole che noi abbiamo. Hofstadter, sempre per rendere più chiaro appunto il funzionamento della logica proposizionale, ci fa un esempio di deduzione molto breve e ci dà alcune regole. Man mano che faremo la deduzione vedremo come le regole appunto funzionano in questo sistema, che è un po' più concreto e che costituirà la base iniziale del sistema che andremo ad analizzare subito dopo. Il punto 1, noi partiamo da un teorema già derivato, quindi anziché partire da una stringa di partenza come facevamo prima, che avevamo un unico assioma, il nostro sistema qui contiene dei teoremi, dunque delle stringhe di simboli che abbiamo già ottenuto dall'applicazione di altre regole alle stringhe iniziali. Pertanto noi qui scriviamo 1, doppia negazione di P implica P, che è un teorema già derivato. Guardando il nostro elenco di regole, noi vediamo cosa possiamo fare. Vediamo che la regola della contrapposizione tratta proprio il condizionale, cioè la freccetta, e noi abbiamo una freccetta tra le nostre due lettere, e quindi possiamo applicare questa regola per giungere alla proposizione dopo. La regola dice che se x implica y e non y implica non x sono intercambiabili, cioè ogni qualvolta che in una deduzione compare se x allora y può essere sostituito dall'inversa con le variabili negate, quindi da se non y allora non x. Applicandolo sotto noi giungiamo a una situazione di questo genere: non P implica non P, quindi abbiamo una negazione e triplice negazione, perché abbiamo invertito questa P negandola, portandola da questo lato, e abbiamo portato questa P da quest'altro lato, negandola sempre. Ora scriviamo contrapposizione, che è la regola che abbiamo utilizzato. Passando al terzo punto, e sempre osservando la stringa da cui partiamo, vediamo che abbiamo una regola che Hofstadter chiama del doppio gancio, ma che canonicamente si chiama regola della doppia negazione, e dice che ogni qualvolta compare una stringa con due negazioni in una stringa del nostro sistema, la stringa di due negazioni può essere negata, cioè può essere eliminata, scusate, e quindi possiamo scrivere, togliendo queste due negazioni, che non P implica non P. Dal momento che ne possiamo togliere solamente due, una resterà. E questa, vi ho scritto, regola del doppio gancio oppure doppia negazione. Sempre partendo dalla nostra stringa, possiamo osservare effettivamente che la regola di Smith-Terru, o legge del De Morgan, in onore del logico che l'ha stabilita, funziona, e che quindi in qualche modo la nostra implicazione, per cui non P implica non P, può essere resa una disgiunzione, dal momento che sono intercambiabili. Perciò, applicando questa regola, vediamo che la nostra non P diventa P, mentre la parte negata rimane tale, diventa non P, e quindi abbiamo il quarto punto in cui abbiamo trovato il teorema del nostro sistema mediante l'applicazione della regola chiamata qui di Smith-Terru. E questo è solamente uno dei molti modi in cui si possono giungere ad avere deduzioni all'interno di un sistema formale come la logica proposizionale. Questa è una deduzione molto breve, ma le deduzioni possono essere molto lunghe e molto complicate talvolta. Hofstadter ha utilizzato questo esempio appunto per rendere chiara immediatamente l'idea di come si potesse farle anche in maniera più semplice. Il sistema che andremo ad analizzare ora è il sistema, secondo me, più bello, ma anche il più complicato di tutti, che Hofstadter chiama l'aritmetica tipografica, ed è un ampliamento del sistema che abbiamo appena guardato, quello della logica proposizionale. Allora, prima di procedere e vedere che cosa studia esattamente, dobbiamo chiederci che cosa studia l'aritmetica. L'aritmetica, come la intenderemo in questa presentazione, è lo studio dei numeri naturali, dunque i numeri che partono da 0 e proseguono con 1, 2 e così via. Hofstadter, per rendere chiaro il lavoro che ha in mente di fare, divide l'aritmetica in due branche. Una la chiama semplicemente aritmetica e l'altra la chiama aritmetica tipografica.
Gli enunciati che lui dice appartengono all'aritmetica normale sono gli enunciati di tutti i giorni, quindi frasi quali 2 più 2 uguale 4, 6 è un numero pari, quindi enunciazioni che noi diciamo in italiano o in qualsiasi lingua noi parliamo. L'aritmetica tipografica, differentemente, è un sistema logico e pertanto utilizza un linguaggio formale. Tuttavia, il sistema della logica proposizionale, come vi ho detto, studia proposizioni astratte. Se noi vogliamo studiare qualcosa come i numeri naturali, dovremo per forza introdurre degli elementi all'interno del nostro sistema di logica ed espanderlo. Come si aumenta in questo caso vi ho messo solamente 3 punti come si può espandere effettivamente il sistema di logica proposizionale. Noi dovremo introdurre quelli che chiamiamo i numerali. Prima di vedere che cosa sono, è bene sottolineare che in logica, in genere, si è soliti distinguere tra metalinguaggio e linguaggio oggetto. Il linguaggio oggetto, nel nostro caso, sarà quello costituito dallo 0, la S, che sarà da leggere il successore di X, in questo caso il successore di 0, il 2 costituirà il successore del successore di 0 e così via per tutti i numeri. Il nostro linguaggio oggetto non conterrà i numeri naturali, ma conterrà solamente questi elementi che noi chiameremo numerali e coi quali andremo a studiare le proprietà numeriche di questi, dei numeri naturali veri e propri, quelli che utilizziamo in ogni giorno della nostra giornata, dal contare a qualsiasi altro atto. Quindi il metalinguaggio contiene i numeri naturali ed è quello che noi vogliamo studiare. Il linguaggio oggetto è il linguaggio che utilizziamo per studiare i numeri naturali. Quindi il secondo elemento invece che viene introdotto riguarda espressioni che sono universali o particolari. Molte volte in matematica, in aritmetica, diciamo per ogni numero b, tutti i numeri, esiste un numero e quindi dobbiamo fare affermazioni o universali o particolari. Per far questo in logica ci serviamo dei quantificatori e delle variabili. Le variabili sono le lettere che noi utilizziamo, come la B che vedete qui, che utilizziamo per riferirci a numeri che non abbiamo ancora specificato. Quando vogliamo asserire, per esempio, che per ogni numero b più 1 è uguale a 2, noi lo vogliamo asserire per tutti i numeri. Quindi noi non lo vogliamo asserire per un numero particolare che sia l'1, il 2 o il 3 e quindi ci serviamo di queste lettere per parlare generalmente di qualsiasi numero appartenente alla sequenza dei numeri naturali. Come appunto per la logica proposizionale, anche per il sistema di aritmetica tipografica ci sono appunto delle regole che riguardano lo spostamento dei numerali, come comporli tra di loro, come associarli o come differenziarli. E queste regole vennero fornite, uno dei primi tentativi fu nel 1888 dal matematico italiano Giuseppe Peano. Tutto questo discorso che vi sto facendo e gli assiomi che vi sto mostrando saranno centrali per il lavoro di Gödel, dal momento che i suoi teoremi di incompletezza, almeno il primo e il secondo, andranno proprio a riguardare con un sistema di aritmetica tipografica contenente questi assiomi. Gli assiomi, come avevo detto, sono le stringhe di partenza che in qualche modo contengono gli elementi fondamentali del nostro sistema, dunque tutte quelle verità aritmetiche da cui possiamo partire per dimostrare altre verità aritmetiche. Ad esempio, la prima stringa, che per quanto contorta sembra, ci dice semplicemente che 0 è il primo numero della successione dei numeri naturali, cioè ci dice che non c'è nessun numero tale che lo 0 è il successore di quel numero. La seconda stringa invece codifica una proprietà che è molto semplice, che è una proprietà che abbiamo imparato tutti alle scuole elementari facendo l'addizione, che b più 0 uguale b, cioè che 0 è l'elemento neutrale rispetto all'addizione. Questi sono 5 assiomi, non ci concentreremo su ciascuno di essi, però si tenga presente che sono le verità elementari del sistema di aritmetica tipografica da cui si possono dimostrare molte verità principali aritmetiche. Ora, alcune particolarità di questi sistemi vengono elencate proprio da Hofstadter e ci dice: per quanto tutti noi sappiamo che effettivamente se noi spostiamo lo 0 con la b e giungiamo a una situazione per cui 0 più b è uguale a b, il nostro sistema ancora non riesce a dimostrarlo. Quindi abbiamo un sistema che non riesce a dimostrare tutte le verità aritmetiche che vorrebbe, bensì riesce a dimostrarne semplicemente una parte. Abbiamo un sistema che tecnicamente si chiama, che è affetto da omega incoerenza, cioè è in grado di dimostrare molte cose, ma non tutte fondamentalmente. Come ovviare la situazione che non si riesce a dimostrare tutto? Peano escogitò una regola, introdusse una nuova regola nel suo sistema di aritmetica tipografica e che gli concesse di dimostrare un gran numero di cose. Questa regola è quella che vi ho scritto qui ed è la regola di induzione che non leggiamo perché è piuttosto articolata, però è una regola che vi consente di dimostrare un gran numero di proprietà per tutta la sequenza dei numeri naturali strutturati a modo di numerali, quindi sempre a livello di linguaggio oggetto.
e mediante appunto questa nuova regola, il sistema di logica proposizionale e tutti gli assiomi di Peano, siamo in grado di dimostrare anche quello che prima non riuscivamo a dimostrare, cioè che 0 più b uguale b per tutti i numeri sostituiti a b. Ecco, ora arriviamo alla parte centrale. Il titolo, sulle proposizioni formalmente indecidibili dell'aritmetica tipografica e di sistemi affini, richiama il titolo che Kurt Gödel, il grande logico viennese, decise di dare nel 1931. In realtà il titolo recita sulle proposizioni formalmente indecidibili dei principi a matematica, un'opera che lui decideva di commentare in questo suo articolo. Ho deciso di partire dalla spiegazione del teorema iniziando dalla fine e poi seguire con voi, non passo per passo perché sarebbe impossibile, però semplicemente qualche idea centrale del lavoro che gli ha fatto dichiarare le teorie formali che cercano di studiare l'aritmetica incomplete. Gödel scrisse: in ogni formalizzazione coerente, e io vi spiegherò parola per parola dopo che l'abbiamo letto una volta insieme, della matematica che sia sufficientemente potente da poter assiomatizzare la teoria elementare dei numeri naturali, e qui bisogna porre attenzione, vale a dire sufficientemente potente da definire la struttura dei numeri naturali dotati delle operazioni di somma e prodotto, è possibile costruire una proposizione sintatticamente corretta che non può essere né dimostrata né confutata all'interno dello stesso sistema. Allora, noi fino adesso abbiamo guardato formalizzazioni della matematica, ovvero sistemi logici che cercano di parlare di elementi aritmetici o matematici. La parola coerenza significa che il nostro sistema non è in grado di derivare affermazioni contraddittorie, cioè non è in grado di derivare una formula e la sua negazione all'interno dello stesso sistema. Cioè il nostro sistema dimostra o solo la formula affermata o solo la formula negata, non tutte e due. La nostra teoria è assiomatizzata, cioè presenta degli assiomi, delle stringhe elementari di partenza da cui dimostriamo altre stringhe, ed è sufficientemente potente da poter definire la struttura dei numeri naturali dotati delle operazioni di somma e prodotto, quindi un'aritmetica che ha all'interno di se stessa addizione e moltiplicazione. È possibile costruire. Perché costruire? Perché il nostro sistema parte da alcune lettere, da alcune regole di composizione, dai connettivi, mediante i quali noi possiamo costruire proposizioni e enunciazioni sempre più complicate. E qui la particolarità è che è la particolarità del lavoro di Gödel, è che è una proposizione sintatticamente corretta, cioè una frase che è una proposizione che è stata costruita seguendo tutte le regole del sistema. Allora, seguiamo un attimino il lavoro di Gödel quando ha deciso di costruire questa proposizione sintatticamente corretta. Lui dice: costruiamo una proposizione che oggi chiameremo G in onore di Gödel, la cui interpretazione standard è: G non è dimostrabile all'interno di PA. PA è la nostra teoria aritmetica, l'aritmetica tipografica che abbiamo analizzato prima. Quindi la frase G dice di non essere dimostrabile mediante gli strumenti che il sistema mette a disposizione. Ricordiamoci che G è stata costruita dentro quel sistema. Questa stringa di simboli ci dice che se PA, cioè questa stringa ci dice proprio questo, se G fosse dimostrabile all'interno della nostra teoria, essa sarebbe falsa. Perché G cosa dice di se stessa? Dice di non essere dimostrabile. Pertanto, se essa potesse essere dimostrata, sarebbe falsa. E quindi dobbiamo stare attenti, perché il nostro sistema logico è affetto dai cosiddetti teoremi di correttezza. Cioè ogni proposizione che noi deduciamo in esso, cioè a cui applichiamo delle regole per giungere a un'altra conclusione, deve risultare vera. Cioè non possiamo dedurre cose false nel nostro sistema. Pertanto, G non può essere dimostrabile nella nostra teoria, quindi la proposizione che dice di se stessa che non è dimostrabile nella nostra teoria, per essere vera non deve essere dimostrabile e quindi non è dimostrabile. Ricordiamoci ancora che appunto il teorema di correttezza dice che non possiamo dimostrare cose false e che la nostra teoria è coerente, che noi possiamo o dimostrare G o non G, ma se G è vera, non G è per forza falsa e quindi non è dimostrabile nel nostro sistema, appena nuovamente la correttezza del nostro sistema logico. Cosa ci conduce questo? Ci conduce a questa situazione qui, che esiste una proposizione il cui contenuto è: io non sono dimostrabile in PA, e qui abbiamo l'autoriferimento, cioè la proposizione che lo dice di se stessa, e tale proposizione risulterà vera, però non dimostrabile. Le idee fondamentali che serviranno soprattutto per l'esposizione del mio collega, a cui Gödel
arrivò alla formulazione del teorema si chiama la cosiddetta gödelizzazione o codifica. Cioè Gödel elaborò un metodo per fare in modo che il linguaggio oggetto costituito da numerali collassasse sul metalinguaggio, cioè ha inventato una tecnica per fare in modo che i numerali e le stringhe di simboli che sono contenute nella nostra logica proposizionale potessero essere trasformate con senso in numeri naturali, di modo che il linguaggio che doveva semplicemente parlarci con altri simboli dei numeri naturali diventi lo stesso linguaggio dei numeri naturali. E quindi abbiamo l'autoriferimento, i numeri naturali parlano di se stessi. L'idea guida che Gödel aveva era quella di costruire effettivamente un paradosso dell'autoriferimento, cioè fare in modo appunto che l'aritmetica parlasse di se stessa e per vedere quali fossero i limiti di questo lavoro. E infatti, ricordiamo il titolo dell'articolo è sulle proposizioni formalmente indecidibili dell'aritmetica tipografica. G, questa proposizione che, poiché proprio asserisce la sua indimostrabilità, non è dimostrabile in PA, è vera nella stessa teoria. Cioè, perché se essa fosse dimostrabile, essa sarebbe falsa. E quindi conclude Gödel, G è una delle proposizioni formalmente indecidibili. Formalmente perché semplicemente sono gli strumenti di calcolo del nostro sistema che non ci concedono di arrivare alla conclusione. Quindi non abbiamo una procedura meccanica, numeri passi finiti di applicazione di regole per poter giungere a una dimostrazione di questa proposizione. Tuttavia, il teorema di correttezza per i sistemi logici ci garantisce che essa sarà vera. È possibile risolvere questa soluzione per cui le teorie formali dell'aritmetica sono incomplete, aggiungendo magari agli assiomi, dunque alle regole di partenza del nostro sistema, non G oppure la sua affermativa, cioè quella proposizione che dice di non essere dimostrabile. Noi possiamo sempre aggiungerla, tuttavia è bene tenere presente che qualsiasi estensione dell'aritmetica, di una teoria formale dell'aritmetica, sarebbe incompleta. Pertanto le tre idee fondamentali di Gödel sono incompletezza, per cui il sistema non è in grado di dimostrare tutte le proposizioni che noi possiamo costruire in esso. È corretto, però dimostra solamente cose vere, nonostante non riesca a dimostrarle tutte. Ciò che c'è in esso è vero. E infine, che è la conseguenza principale, è l'incompletabilità della matematica o inesauribilità. Cioè il sistema non è in grado di ovviare la situazione di incompletezza nemmeno aggiungendo gli enunciati indimostrabili tra gli assiomi del sistema stesso. Cioè per quante regole, assiomi noi aggiungiamo, stringhe di simboli, qualsiasi cosa all'interno dei nostri sistemi formali e cerchiamo di dare un sistema completo per l'aritmetica, non ci riusciremo mai. Qui l'immagine che vi ho messo è un'immagine che utilizza proprio Hofstadter per cercare di spiegare l'autoriferimento. Cioè, le stringhe che noi abbiamo prodotto, e qui siamo al punto 1, all'interno dell'aritmetica tipografica, cioè nel nostro sistema di logica mediante i numerali, parlano dei nostri enunciati dell'aritmetica, dunque degli enunciati di tutti i giorni. Mediante quella tecnica che non abbiamo visto per nulla, però che vi ho solamente accennato, di gödelizzazione o aritmetizzazione, per cui i numeri naturali diventano i principali soggetti di cui parlano, sono gli enunciati che parlano dell'aritmetica, vanno direttamente a collassare sulle stringhe di simboli, cioè sono gli stessi numeri naturali che sono le stesse stringhe di simboli che trasformate in numeri naturali parlano dei numeri naturali e quindi fondamentalmente questo circolo può ripetersi, come si evince dalle frecce sopra, all'infinito, per cui quante regole un sistema formale contenga non è per nulla scontato che esso sia a un certo punto completo. Con questo concludo la mia parte e passo la parola al mio collega. Non si vede. Bene così. Dopo aver parlato della parte relativa alla matematica, che era importante e fondamentale per capire i risultati che vengono raggiunti nel libro di Hofstadter, adesso faremo luce su altri generi di concetti che sono quelli relativi alla teoria della mente. La mia idea è questa. Scusatemi. Inizialmente parleremo di come l'autore intendeva l'intelligenza artificiale, andremo poi ad analizzare velocemente i vari livelli del sistema mente-cervello e capiremo in che rapporto stanno tra loro per cercare di rispondere alle domande che esso si era posto nel primo punto, quello relativo alla possibilità di costruire menti simulate.
Questo ci servirà poi per fare alcune considerazioni sull'arte e sulla musica che arriveranno in chiusura della nostra esposizione. Allora, innanzitutto, cosa facciamo quando parliamo di intelligenza artificiale? Uno dei primi risultati pionieristici nell'approccio di questa disciplina fu enunciato in un articolo del 1950 nella rivista Mind che si intitolava Computing Machinery and Intelligence, scritto da un giovane matematico dell'epoca che si chiamava Alan Turing. Alan Turing inizia l'articolo ponendosi una questione, la quale si proponeva di risolvere, che era questa: le macchine possono pensare? Ovviamente l'idea del giovane matematico era che non c'era una risposta diretta a questo, non potevamo dire sì o no, ma da bravo matematico inventa una strategia per affrontare il problema. Questa strategia viene oggi definita il test di Turing e funziona più o meno così. Immaginate di avere 3 individui, vi sono un interrogatore e 2 interlocutori, o 2 interrogati sostanzialmente, un uomo e una donna. Lo scopo dell'interrogatore è quello di porre delle domande al fine di capire quale dei 2 interrogati sia l'uomo e quale sia la donna. Ovviamente tutto questo viene fatto senza che vi sia tra i 3 individui una comunicazione diretta, quindi attraverso telefoni, fogli scritti o addirittura attraverso chat, diciamo così, computerizzate. La domanda fondamentale che si pone Turing è questo: se noi sostituissimo uno dei 2 individui che sono interrogati con una macchina, che cosa cambierebbe? Ovviamente questo ci dà un'idea di che cosa pensava Turing delle menti artificiali. Secondo il giovane studioso, un computer poteva essere considerato pensante nella misura in cui riusciva a imitare il comportamento umano in maniera tale da ingannare il suo interrogatore, cioè a fare in modo che colui che lo interrogava pensasse che quella non era una macchina ma era un uomo effettivamente. A questo punto possiamo farci delle domande per quanto riguarda il test. Ovviamente si pongono tutta una serie di problemi, ad esempio si potrebbe dire: ma se io pongo una domanda a qualcuno chiedendogli dei calcoli matematici particolarmente complessi, è molto probabile che questa persona non sappia rispondermi, invece una macchina lo potrebbe fare, data la sua capacità di computare, ed è per questo che il test potrebbe non funzionare. Vi sono poi delle questioni un pochino più raffinate, ad esempio noi potremmo costruire un computer talmente complesso che potrebbe darci dei comportamenti che noi diremo sì, questi comportamenti possono essere considerati come pensiero, ma non possono sicuramente essere considerati come umani. Da qui però Hofstadter, da queste considerazioni, parte per cercare di porre la sua questione. La questione è questa: è in grado un computer di simulare il comportamento umano? Secondo lo studioso vi sono 2 approcci possibili a questo problema. Da un lato vi è quello che viene definito l'intelligenza artificiale forte, il quale è un approccio che prevede che un computer possa simulare completamente il comportamento umano, cioè che possa essere effettivamente riconosciuto come umano. Dall'altra parte c'è l'intelligenza artificiale debole, la quale dal canto suo prevede che un computer riesca a simulare solo alcune delle facoltà cognitive umane, non tutte, e soprattutto una alla volta. Andando avanti, per rispondere a questa domanda, Hofstadter dovrà chiarire quello che lui pensa per mente e corpo e soprattutto quali sono le interazioni tra loro. Innanzitutto chiariamo questo: la mente e il corpo interagiscono tra loro in maniera tale da creare un sistema complesso che si scambia informazioni. Questo sistema si struttura su 2 livelli fondamentali: un livello inferiore che è caratterizzato dal funzionamento del cervello e il livello superiore che è caratterizzato dal funzionamento della mente. Analizzandoli nel dettaglio possiamo dire che il cervello è anatomicamente simile in tutti gli umani, possiede delle parti diverse, l'emisfero destro, l'emisfero sinistro, l'ipotalamo, via la corteccia cerebrale, ma i mattoncini fondamentali del funzionamento del cervello, cioè i suoi elementi fondamentali, sono i neuroni. I neuroni si compongono di 3 parti principalmente: vi sono i dendriti, vi è il corpo cellulare e vi è l'assone. Che cosa fanno i neuroni? I neuroni comunicano tra di loro attraverso degli impulsi elettrochimici. Okay? Ma come avviene questa comunicazione? La comunicazione avviene più o meno così: i messaggi in entrata che il neurone riceve dai neuroni con cui è collegato vengono dirottati verso il nucleo cellulare e in questo luogo vengono rielaborati in una maniera molto semplice. Se la somma di tutti gli impulsi che sono in entrata raggiunge una certa soglia, che è definita soglia critica, allora il neurone scarica questo impulso per comunicarlo ad altri neuroni. L'impulso viene scaricato lungo un piccolo canale, che è l'assone,
alle cui estremità vi sono i terminali assonici, i quali sono adibiti alla comunicazione dall'interno verso l'esterno dell'impulso neuronale. Possiamo fare 2 considerazioni su questo. In primo luogo, da un punto di vista puramente astratto, potremmo dire che i neuroni funzionano come la pura addizione. Infatti abbiamo detto che si scambiano messaggi, cioè trasmettono l'impulso solo se la somma degli impulsi raggiunge una certa soglia critica. Dall'altra parte è bene ricordare che gli impulsi che vengono scambiati sono di natura elettrochimica, pertanto seguono le leggi fisiche dell'elettromagnetismo e della chimica. Andiamo invece a guardare ora il cervello da un punto di vista più globale. Se noi allarghiamo la prospettiva, vediamo che fondamentalmente il cervello funziona per l'attivazione di moduli neuronali. Che cosa sono i moduli neuronali? Sono gruppi di neuroni che si attivano simultaneamente alla presenza di alcuni eventi esterni. Secondo Douglas Hofstadter, questi possono essere definiti simboli, in analogia con quello che accade nei sistemi formali. Abbiamo visto precedentemente con Fabio che nei sistemi formali si lavora con dei simboli, i quali acquisiscono un significato nella misura in cui vengono fatti corrispondere ad oggetti. Nel caso della matematica, per esempio, abbiamo visto che i numerali vengono fatti corrispondere al numero che loro stessi significano. E lo stesso è uguale per i simboli. I moduli neuronali sono i simboli del nostro cervello, che si attivano in corrispondenza con gli eventi esterni e con i quali scambiano informazioni. Quindi a questo punto abbiamo un quadro che funziona più o meno così. Il cervello ha degli elementi fondamentali che si scambiano informazioni, che sono i neuroni, mentre la mente ha degli elementi fondamentali che si attivano in corrispondenza l'uno rispetto all'altro, che sono i moduli neuronali, che sono detti simboli. Ma cosa rappresentano i simboli? Rappresentano i concetti, che sono il modo in cui noi linguisticamente parliamo della realtà. I concetti che cosa sono? I concetti sono nomi, parole o frasi fatte e lavorano secondo certi criteri o certi principi. Il primo dei quali è la gerarchia di generalità, che funziona secondo la distinzione tra individui e classi. Allora, noi possiamo prendere questa serie di concetti che io ho elencato alla base della nostra slide. Una pubblicazione, un quotidiano, il Corriere della Sera, l'edizione del Corriere il 18 dicembre. E possiamo vedere che essi sono, se li leggiamo dall'alto verso il basso, istituiti secondo una gerarchia di generalità. Cioè andiamo dal concetto più particolare, che è l'edizione del Corriere il 18 dicembre, fino al concetto più generale, una pubblicazione. Una pubblicazione è un concetto che è definito una classe, e questo in virtù del fatto che ad esso appartengono dei concetti individuali, come un quotidiano, il Corriere della Sera e l'edizione del Corriere del 18 dicembre. Ma lo stesso può dirsi per esempio di un quotidiano, il quale può fungere da classe sotto la quale cadono i concetti il Corriere della Sera e l'edizione del Corriere del 18 dicembre. Da queste considerazioni fatte su questi concetti posti in gerarchia possiamo esprimere quello che Douglas Hofstadter chiama il principio del prototipo, ossia il fatto che l'evento più particolare può essere utilizzato come esempio generale di una classe più grande di eventi. Abbiamo detto infatti che un quotidiano, il concetto un quotidiano, può essere visto come individuo, se considerato rispetto al concetto una pubblicazione, ma anche come classe, se considerato rispetto al concetto del Corriere della Sera. Quindi i concetti fondamentalmente assumono la determinazione di individuo o classe in base al contesto in cui sono inseriti e molto elasticamente possono essere sia uno che l'altro. E alla stessa maniera funzionano i nostri simboli, intesi come moduli neuronali. Nella nostra mente avviene una cosa molto simile. I nostri simboli possono essere strutturati secondo una classificazione di individui e classi, che però è elastica. I simboli possono essere individui rispetto a alcuni altri simboli e possono essere classi rispetto ad altri. Qual è un'altra proprietà della nostra mente? Nella nostra mente esistono simboli universali e per capire questo concetto è utile fare una bella metafora, un esperimento mentale che viene proposto all'interno del libro che noi stiamo cercando di recensire ed analizzare. Questo esperimento funziona così. Supponiamo che ad un gruppo di individui venga fornita una cartina muta dell'Europa nella quale sono indicate solo alcune collocazioni geografiche. Ci sono i laghi, i fiumi, i mari, le pianure, le montagne, ma non c'è nessuna collocazione geopolitica. E viene chiesto loro di pensare ad un ipotetico viaggio e in virtù di questo viaggio completare la cartina, inserendo le città, inserendo i nomi dei laghi, dei fiumi e delle montagne, utilizzando le loro conoscenze pregresse ma anche la loro immaginazione per fare in modo che la cartina sia più dettagliata possibile. Anche se questi individui dovessero inserire dei nomi che non sono reali, andrebbe bene lo stesso. L'importante è che la cartina sia completa in tutto e per tutto.
Alla fine di questo esperimento noi possiamo vedere che, confrontando la cartina con la cartina ufficiale dell'Europa, ma anche confrontando le cartine tra di loro, esistono dei punti di riferimento assoluti sostanzialmente. Ad esempio potremmo notare che rispetto alla cartina dell'Europa ufficiale tutti i partecipanti hanno inserito i nomi delle capitali, e questo perché le capitali sono qualcosa con il quale noi veniamo a contatto sin da quando siamo bambini e pertanto le conosciamo. Perciò tutti gli individui che partecipano all'esperimento inseriscono i nomi delle capitali e le collocano correttamente. Alcuni di loro, per esempio, potrebbero non sapere il nome dei monti e dei mari e quindi inventare dei nomi per la collocazione di questi elementi e inserirli. Questo non importa, perché quello che interessa Hofstadter attraverso questo esperimento mentale metaforico è che la nostra mente condivide con quella di tutti gli altri dei simboli universali. Cioè esistono dei modi di strutturare le nostre interpretazioni della realtà che sono comuni a tutti sostanzialmente, e questo a noi non è immediatamente evidente. Questo perché? Perché quando noi veniamo a contatto con altri individui umani, quello che percepiamo immediatamente è la differenza, non la comunanza di concetti o di conoscenze. A questo punto possiamo giungere al centro nevralgico del libro e dell'opera di Hofstadter, che spiega molto bene quello che accade nei teoremi di Gödel, ma spiega anche molto bene quello che accade nella nostra mente. La caratteristica fondamentale nella nostra mente è quello di essere un'eterarchia, che rispetto alla gerarchia è qualcosa che non rispetta i vari livelli sui quali si struttura, e infatti viene detta gerarchia aggrovigliata o strano anello. Secondo Hofstadter si ha una gerarchia aggrovigliata quando quelli che si presume siano livelli gerarchici ben precisi inaspettatamente si intrecciano in modo tale che violano i principi gerarchici stessi. E questo noi l'abbiamo già visto lavorando per esempio con il principio del prototipo. Abbiamo detto che noi possiamo classificare secondo una gerarchia i vari concetti e considerarli individui o classi in base alla posizione che si assumono all'interno di questa gerarchia. Ma questa gerarchia può essere sconvolta completamente. Infatti i concetti possono essere intesi sia come classi sia come individui rispetto ad altri concetti. Ed è un po' quello che succedeva all'interno dei teoremi di Gödel, dove noi abbiamo un sistema formale che cerca di dare una spiegazione di alcuni oggetti che sono i numeri, e all'interno del quale la gerarchia viene scompigliata restituendoci sostanzialmente una spiegazione di quello che è il comportamento dei numeri che il linguaggio formale stesso non riesce a spiegare. Questa è una caratteristica che può essere etichettata come flessibilità o intenzionalità della nostra mente, cioè le nostre forme di rappresentazioni mentali seguono delle regole, ma queste regole possono essere costantemente scompigliate o addirittura invertite. Qual è il posto della coscienza in tutto questo? Secondo Hofstadter il nostro sistema di simboli è organizzato in maniera tale che esistano dei sottosistemi, i quali altro non sono che costellazioni di simboli, ognuno dei quali può essere attivato separatamente e sotto il controllo del sottosistema stesso. Ossia sono delle collezioni di simboli i quali hanno acquisito una quantità di informazione tale da riuscire ad attivarsi in maniera autonoma e indipendente. E la nostra coscienza lavora più o meno in questa maniera, secondo il filosofo americano. A questo punto possiamo cercare di elucidare il rapporto tra la mente e il cervello e ritornare alla domanda che ci eravamo posti inizialmente, cioè è possibile creare una macchina pensante e se sì, in che senso? Nel senso di intelligenza forte e di intelligenza artificiale debole? Beh, innanzitutto abbiamo visto che la mente e il cervello interagiscono tra loro. Le attività dei neuroni, visti a un punto di vista globale, sono disposte in modo tale da far emergere quelli che Hofstadter chiama dei simboli, i quali in interazione continua con la realtà si modificano e scompigliano la loro propria gerarchia, riflettendo poi questo scompigliamento anche a livello dei neuroni, cambiando quindi il modo in cui questi pattern di neuroni si attivano. Il funzionamento cerebrale è considerato però dal filosofo americano molto più importante del funzionamento mentale. Infatti egli sostiene che una mente non potrebbe mai esistere in assenza di un cervello che la supporta. E questo che cosa porta? Porta Hofstadter a ritenere che effettivamente sia possibile ricreare una mente intelligente. E questo in che modo? Facciamo un'analogia con la meccanica e la costruzione dei motori. Hofstadter dice, conoscendo i principi della meccanica, noi potremmo costruire qualsiasi motore, che può esserci utile in varie situazioni, le più disparate. Quindi in linea di principio, se noi riuscissimo a ricostruire i meccanismi, le leggi fisiche che regolano lo scambio di informazioni tra i vari neuroni,
a livello complesso, potremmo riuscire a costruire una mente. Ovviamente non potremo mai costruire una mente individuale, non potremo mai riprodurre Fabio in tutto e per tutto, però potremmo costruire una macchina che noi potremmo considerare umana e pensante in tutto e per tutto. Qual è il ruolo dei teoremi di Gödel in tutto questo? I teoremi di Gödel ci hanno mostrato come, attraverso certi procedimenti matematici, le spiegazioni di livello superiore, quelle che vengono fornite dai sistemi formali, riescono a gettare luce sui comportamenti degli oggetti che descrivono meglio di quanto non possano fare il linguaggio naturale e i sistemi formali stessi. Allo stesso modo, se noi riuscissimo, attraverso le considerazioni sulle gerarchie aggrovigliate, a dare una descrizione di come funziona la mente e di come interagisce con i neuroni, potremmo arrivare un giorno forse a capire qual è il sistema complesso che governa l'interazione e lo scambio di informazioni tra i neuroni stessi, e quindi a ricostruire una mente artificiale. A questo punto della nostra esposizione iniziamo a parlare di arte e successivamente di musica, e tratteremo l'arte del famoso artista olandese Mauritius Cornelius Escher in due opere fondamentali. L'opera che vedete in questa slide è una litografia del 1948 e noi abbiamo deciso di titolare la slide Escher e le gerarchie aggrovigliate dal momento che Hofstadter, l'autore del testo, ha rivisto proprio in quest'opera di Escher quello che lui riteneva essere una violazione dei principi, cioè l'eterarchia. Qui infatti abbiamo due mani che si disegnano vicendevolmente. Dunque il principio della causa, per cui la mano che disegna non è disegnata a sua volta, viene violato. E quindi qui non sappiamo effettivamente quale delle due mani disegni prima l'altra. E secondo Hofstadter questo appunto è una violazione dei diversi livelli che l'immagine può avere. L'immagine tuttavia ha una condizione necessaria. La condizione necessaria è Escher stesso, ovvero la terza mano che dipinga le uniche due mani che ci sono sul foglio e dipingano in modo da sfrangere il dislivello che si era creato appunto tra le due mani che sono causa l'una dell'altra. Adesso passeremo alla seconda immagine e vi lascio la parola a Valentino. Nella seconda immagine abbiamo una litografia del 1956 che si chiama La Galleria delle Stampe. Nel punto 1 possiamo vedere un giovane individuo che osserva una stampa, la quale raffigura una città portuale. Questa stampa si espande al punto da uscire fuori dalla stampa stessa e dare vita ad una città vera e propria, nella quale ci sono barche, vi è un porto, vi è il mare, vi sono delle case, vi sono addirittura degli individui, come vediamo al punto 3. La signora che si affaccia al suo balcone sta osservando una scena, in particolare sta osservando una galleria, all'interno della quale c'è l'osservatore con il quale eravamo partiti ad analizzare l'immagine. Questo è un tipico esempio di gerarchia aggrovigliata, dove i vari livelli gerarchici del sistema vengono compromessi. L'osservatore, ciò che viene osservato, la distinzione tra di loro viene meno, ma soprattutto è interessante evidenziare l'effetto Droste. Cos'è l'effetto Droste? È un tentativo di inscatolare infinitamente l'immagine dentro se stessa. Ed era quello che Escher cercava di fare in questo caso utilizzando la prospettiva. Il completamento dell'immagine avrebbe previsto che all'interno di questo piccolo specchietto centrale l'immagine stessa dell'osservatore che osserva una stampa dalla quale si espande una città e una signora guarda la galleria dalla quale c'era l'osservatore si sarebbe dovuto riprodurre qui in mezzo. La cosa curiosa è che a Escher mancavano gli strumenti tecnici e le abilità tecniche per riuscire a completare la prospettiva, cosa che avvenne nel 2003 ad opera di due giovani matematici dell'Università di Leida, i quali utilizzando strumenti tecnici della geometria proiettiva e strumenti informatici riuscirono a completare l'immagine. Comunque questo è un modo per restituire intuitivamente a livello artistico quelli che sono i concetti che noi abbiamo appena spiegato, in particolare gli strani anelli o gerarchie aggrovigliate. Infine, l'ultima slide l'abbiamo dedicata all'ultimo autore a cui anche Hofstadter dedica il libro, che è il musicista Bach. Abbiamo deciso di non dilungarci troppo perché appunto avremo l'esecuzione musicale di Pietro, che sicuramente sarà molto più chiara che leggervi qualsiasi cosa. Tuttavia l'idea di base per cui Hofstadter ha deciso di inquadrare la figura di Bach e il suo lavoro musicale all'interno del suo testo sull'autoriferimento lo rende molto bene in queste frasi. Si suonano diverse scale parallele, in posizioni di ottava differenti, ma ciascuna nota è suonata con intensità che varia a mano che la scala procede.
In questo modo, gradualmente, l'ottava superiore si affievolisce, subentra all'ottava inferiore. Proprio nel momento in cui ci si aspetta l'ottava più alta, le intensità sono regolate in modo tale da riprodurre precisamente la scala di partenza, quindi dalla più alta di nuovo alla scala di partenza. Così si può continuare a salire indefinitamente, restando sempre allo stesso punto. E abbiamo concluso così. Bene, ora vorremmo chiedere se ci sono domande, chiarimenti che il pubblico vuole chiedere, informazioni più precise, qualsiasi cosa, noi siamo qui a disposizione. La copertina del libro? Abbiamo il libro cartaceo così lo possiamo mostrare.
Se posso, vorrei proporvi una cosa contemporanea scritta da Giovanni Sollima che si chiama Alone, per violoncello solo.